lo Stato deve provvedere a coloro che non hanno i mezzi di sostentamento. Quindi il reddito di cittadinanza sicuramente è una delle misure che vanno difese e ampliate. Noi vogliamo abrogare il Jobs Act, vogliamo abrogare tutte le leggi che dagli anni 90 hanno contribuito alla precarizzazione, vogliamo un salario minimo garantito e soprattutto vogliamo equità fiscale. Questa equità fiscale, l'ho anticipata anche prima, va rivolta agli extra profitti di questo sistema neoliberista che accumula grandissime ricchezze nelle mani di pochi e aumenta la povertà. La nostra tassazione è una tassazione, diciamo così, meramente redistributiva, ma che non punta a una vera crescita del prodotto interno lordo, peraltro parametrato rispetto al debito pubblico. Quindi per noi la questione dell'uscita, cioè del recesso, è anche la possibilità di riprendere una piena autonomia fiscale, cioè un'autonomia fiscale non sottoposta a vincoli, non sottoposta a condizionamenti, che ci permette davvero di riformare in senso progressivo il sistema. Noi riteniamo che oltre alla pressione fiscale in Italia, che è altissima, ma la cosa è nota, ci sia anche una pressione contributiva da non dimenticare, cioè è importante anche alleggerire il costo dell'INPS per gli artigiani, per i liberi professionisti, per le piccole e medie imprese che sono il cuore e il tessuto produttivo di questo paese. L'aspetto principale dal punto di vista della riforma fiscale è sicuramente quella di una semplificazione e di una delegificazione. Non il discorso, diciamo, le aliquote che sono già state modificate, poi ovviamente si può ragionare su tutto il discorso delle detrazioni. Altra cosa che è urgente dal punto di vista fiscale, sempre in contrasto con il discorso della flat tax, noi puntiamo molto sul recupero dell'evasione fiscale. Noi abbiamo una gap tax di oltre 100 miliardi di euro fra quanto previsto o sarebbe previsto dall'Agenzia delle Entrate e quanto effettivamente dichiarato. Parliamo anche di pensione di cittadinanza, quindi non è solo il reddito di cittadinanza. Andare a togliere questo baluardo che è stato apprezzato anche a livello europeo credo che in questo momento sia assolutamente irragionevole.